Il nuraghe ascoltava e taceva, come sempre aveva ascoltato e taciuto. Con questa citazione di Remo Branca del 1962 ci piace pensare che un monumento millenario come il nuraghe Isparas di Isili, risalente al XV secolo a.C., possa essere stato testimone e custode di tanta storia e di tante storie, e che questa sera possa ancora una volta vedere e ammirare lo spettacolo delle tradizioni che si dispiegherà al suo cospetto. Quando scende la sera, scriveva il pittore, s'accende la faccia rosa della luna e pare che sulla terra si rinnovi la visione del paradiso terrestre. Benvenuti a Isili, facciamoci un applauso e andiamo a cominciare. Anante sono raggi e bello dundu dundu e anante sono raggi tra la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la anante sono raggi semine giun su mondo rano di amore e pace tra la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la bello e tundu dundu bello e tundu dundu rano di amore e pace semine giun su mondo tra la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la uno e uno duzu quattro e cinque noi uno e uno duzu la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la uno e uno duzu ischina cintio in 40 di bruso la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la quattro e cinque noi in antaga cinti bruso il picciocco di oi tra la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la itta bella ghisesi mi fai già macchiai prori de doni a mezzi o meno si mai tra la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la i riccocculo genti ben d'intimbirano avo fai greppa sagenti benise ci rincoa tra la lera 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 la lera tra la lera la ire la rile la Sterinti sagrusi del suo divino re l'aire l'aire l'ara l'aire l'aire l'ara l'aire l'aire l'ara sagena vara santa flori gantia sta luci potenda me accanto l'aire l'aire l'ara l'aire l'aire l'ara l'aire l'aire l'ara la sterinti sagrusi potenda accanto a me flori gantia sta luci l'aire l'aire l'ara l'aire l'aire l'ara l'aire l'aire
State qua vicino a me, più forte, più bello l'applauso. Buonasera a tutti, bentrovati. Grazie di essere. Erika, non abbandonarmi, vieni qua vicino a me perché ti voglio salutare e voglio soprattutto farti ascoltare il saluto di Isili. Un applauso forte, forte, forte. Vestiris e prendas. Carol, Erika e Angela indossano l'abito tradizionale di Settimo San Pietro, sono capi dei primi anni del Novecento, mentre invece Fernando Pisu, che ci ha regalato con la sua voce queste note d'apertura, ha un abito che ha mezzo secolo. Perché voglio iniziare con queste note? Perché stasera avremo modo proprio di passare in rassegna una Sardegna che ostenta fierezza, bellezza, che porta su questo scenario meraviglioso un sentimento identitario che abbiamo ereditato dal tempo, da chi ci ha preceduto, che ha saputo trasferirci davvero con la stessa emozione, la stessa passione, la bellezza di un racconto che questa sera si dipanerà proprio nelle sue 1000 sfaccettature e nelle tante peculiarità che i centri dell'isola avranno modo di portare qui al centro della scena. Parco Culturali Cantadoris di Settimo San Pietro, l'associazione che ci ha servito questo momento d'apertura, la lingua al centro sempre, ma anche le forme di canto nelle sue diverse declinazioni. Adesso sì che potete andare verso le ali di folla che vi applaudiranno e vi ringrazio tanto. Grazie davvero, grazie di cuore agli amici di Settimo San Pietro. Vestiris e prendas. Un viaggio nel tempo, un viaggio nello spazio. Questa è la seconda edizione consecutiva, perché lo scorso anno, pur in tempi ancora di pandemia stretta, c'è stato questo momento d'apertura verso una Sardegna che si è ritrovata a Isili, al cospetto di questo nuraghe meraviglioso, di questo sito che veramente per bellezza parla da solo. Ma è già da tanti anni che Isili ha voluto proprio produrre questo evento e dopo un periodo di pausa è tornato nella sua prepotente bellezza. E allora sapete cosa facciamo? Andiamo proprio ad ospitare gli amici che sono arrivati da ogni dove di quest'isola e lo facciamo introducendo questo momento musicale e partendo proprio da una parte della nostra isola, perché sarà un viaggio, quello che percorreremo insieme. Applauso e viva Isili e viva la Sardegna! E in questo momento è Arizzo che apre il racconto, inquadrato e che arriva con una formazione che porta piccoli e grandi insieme. E gli arizzesi commerciavano il legname di castagno, ciliegio, noce e rovere e anche la neve. E gran parte di questa neve raccolta finiva nelle sagre paesane, dove con un'aggiunta di zucchero e limone si vendeva la famosa carapigna, una sorta di sorbetto tradizionale tipico di Arizzo. Vedete inquadrato questo momento molto bello che riunisce una famiglia che arriva da questo centro della Barbagia di Belvì, che avanza verso di noi per guadagnare ovviamente l'ammirazione di chi è pronto ad accoglierli al centro del nostro palcoscenico, che vedrà più tardi anche danze dei diversi territori che questa sera saranno rappresentati dai tanti centri di un'isola, fulcro di bellezza. E come vedete l'immagine del costume di Arizzo che ci
presenta anche il Volière, alla fine dell'Ottocento si associa a quella che vediamo anche oggi in occasione di feste religiose e di sagre popolari. Quindi un applauso per questa famiglia di Arizzo e grazie per essere stata con noi. E il viaggio cammina e vedete inquadrato in questo momento Meana Sardo, una rappresentanza che avanza verso di noi, due donne al centro, un ragazzo che le accompagna. Meana Sardo si distende in posizione panoramica ai piedi del Monte Sant'Elia, ai margini del Gennargentu, nella Barbagia di Bellevue, e al centro, in cima a una scalinata, si erge la parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, costruita a fine XVI secolo su uno più antico edificio citato in un documento del 1341. A Meana, dove ogni gesto è armonia, bellezza tesse le trame del tempo. Grazie a Meana Sardo. E pian piano vedete avanzare, ed è riconoscibilissimo, l'abito tradizionale di Desulo, il tetto eccelso di questa terra, situata nel cuore dell'isola, che con il suo Gennargentu ovviamente impera e domina. Guardate la meraviglia di questo quadro, che può avanzare verso di noi. Il Gennargentu, il nome significa porta d'argento e fu suggerito ai sardi dalle cime di questa catena spesso scintillante di neve. E ovviamente l'abito tradizionale di Desulo, dicevamo, è tra i più riconoscibili, quello che incute sempre bellezza anche nello sguardo di chi ha modo di ammirare queste figure che arrivano da uno dei centri più amati e rappresentativi dell'isola, col suo santuario di Santa Maria della Neve che protegge i pastori dalle tormente e dal freddo, così come Sant'Antonio che li assiste durante la transumanza in pianura. Come vedete, alcuni di loro si posizioneranno ai lati del nostro palco perché fra poco ci regaleranno una danza del territorio. Ma vedo già avvicinarsi anche Tonara, altro centro non lontano da Desulo. Il nostro viaggio ovviamente percorre ancora i sentieri di una Barbagia, in questo caso di una località adagiata sulle maestose montagne, sempre del Gennargentu, con i suoi 4 quartieri che la caratterizzano, che dominano una grandiosa vallata rivestita di boschi e di verde. Il torrone, la cultura, i campanacci, la storia, ma anche tanta poesia, quella di Peppino Mereu, al quale Tonara ha dato i natali. E questa associazione di giovani ovviamente indossa con fierezza l'abito tradizionale ed è portatrice anche di danze di questa località, una delle più belle e delle più amate dell'isola. Grazie a Tonara. Ed è la volta di Gavoi. Gavoi arriva con alcune presenze femminili, un altro centro che si trova nel cuore dell'isola, tra i monti, le vallate, gli altipiani, corsi d'acqua e anche gli spettacolari boschi sempre del Gennargentu, che è testimone di queste comunità che stiamo presentando in questa prima parte. E avanzano le donne di Gavoi verso di noi. Al comune è stata conferita la bandiera arancione per la presenza di aree verdi ben curate per i siti archeologici di cui è ricco il territorio. Non è nota l'origine del centro abitato, ma è certo che risale all'epoca romana. Suggestiva la basilica di Sant'Antioco Martire e poi il fatto che sia rinomato per la produzione del fiore sardo, per il suo lago di Gusana, per gli eventi, per l'isola delle storie e per tutta la bellezza che racconta da sempre Gavoi.
Ci trasferiamo in un centro montano dell'Ogliastra, parliamo di Seui, che dista 56 km da Nuoro e che è stato documentato per la prima volta nel 1300. Una coppia di giovani che rappresenta questa comunità. Incantevole il centro storico di Seui, fatto di viuzze tortuose d'impianto medievale, case in pietra, balconcini in ferro battuto. Un museo a cielo aperto, ma anche con tanti luoghi dove si è fermata la storia per essere raccontata, per essere rivissuta e per essere valorizzata e conosciuta, grazie a questa coppia di giovanissimi di Seui. L'Ogliastra ovviamente è meta sempre di bellezza, di racconto, coniuga bene mare e montagna. Parliamo di Lanusei, in questo caso perché è Lanusei che avanza verso di noi, che è situato nel cuore di questa parte di territorio della Sardegna, adagiato su un costone a forma di anfiteatro che domina sul mare, ed è proprio lì che sorge Lanusei. Tra le sue perle il Monte Selene e il parco archeologico. Si festeggiano i santi Cosimo e Damiano, e mentre Lanusei avanza verso di noi per poter essere ammirato anche un po' più da vicino, possiamo anche rivelare una curiosità che non tutti conoscono. Goffredo Mameli, l'autore dell'inno d'Italia, è nato a Genova ma con origini di Lanusei, come testimonia anche una lapide con l'albero genealogico affissa nel municipio di Lanusei. E poi guardate l'abbigliamento tradizionale, frutto di una ricerca che parte dal 1780 fino ai giorni nostri, e che ovviamente ha rivelato tante informazioni che questi giovani oggi esternano e di cui sono depositari. Grazie a Lanusei. E il nostro viaggio prosegue e ancora tocca un altro dei centri dell'Ogliastra, Arzana. Il borgo di Arzana, di 1500 abitanti, scrive il Valeri nel suo viaggio in Sardegna nella prima metà dell'Ottocento, gode di una certa fama per i suoi formaggi, i migliori dell'isola, grazie al modo in cui sono fatti e agli ottimi pascoli. E Arzana è davvero un paese sospeso in un luogo di incontaminata bellezza, a metà strada tra le splendide spiagge ogliastrine e le bellezze naturali che si spingono verso le vette più alte del Gennargentu, che trova il suo apice con Punta la Marmola a 1834 metri. Anche Arzana, ovviamente col suo ballo, col suo abito tradizionale, con la sua cultura, rappresenta una parte bella di Sardegna. Grazie agli amici di Arzana. Non poteva mancare a questo appuntamento Dorgali, ed ecco Dorgali con questa coppia che avanza verso di noi. Un manoscritto logoro e con data non precisa, ma risalente di sicuro al XVIII secolo, fu rintracciato in una chiesetta del Campidano, e questo documento forniva numerose notizie su un villaggio riconducibile a quello che un tempo fu Dorgali. Anche Dorgali coniuga la bellezza del suo verde con quell'azzurro che arriva dal mare e quel cielo che riflette ovviamente i suoi colori. C'è una data storica per Dorgali che è il 20 luglio del 1928, quando con un'imponente manifestazione la galleria e la strada che collegano Dorgali con Calagonone furono aperte al traffico. I dorgalesi sono maestri delle varie arti e abili cultori della vite da almeno 2000 anni. Un applauso per Dorgali. È difficile condensare in una sola sera e in un arco di tempo così limitato tanta storia, anche se quest'anno l'associazione culturale Gita Neris del suo direttore artistico Mario Corongio ha voluto dare quest'impronta del viaggio al racconto. Un viaggio sommario che ci toccherà ovviamente un po' diversi punti e non poteva tralasciare ovviamente la baronia
con Lodè. Eccoli qua i giovani di Lodè che arrivano con il loro abito tradizionale e con quel sentimento che esprime la loro comunità. E di fronte all'abitato di Lodè c'è la catena dolomitica del Montalbo, attorno non si vede nessun altro paese, sorge protetto, quasi nascosto in un'immensa conca, dove sopravvivono del passato la storia e le leggende. Lodè è un paese di confine, anello di congiunzione tra mare e montagna, tra Barbagia e Baronie, non lontano da una gallura che di lì a qualche chilometro si affaccia nel suo articolato splendore. E Lodè adesso viene verso di noi per farci ammirare un po' più da vicino l'abito che indossano, le particolarità, che sono anche in questo caso frutto di un'esperienza. A Lodè si è sempre indossato l'abito tradizionale, quindi non è stato faticoso per i giovani dover rimettere insieme le parti di un racconto, perché è stato testimonianza come il suo canto, uno dei più apprezzati. Qui regna il canto a tenore, quest'arte senza tempo, e Preteddu Nanu è stato uno degli interpreti davvero più apprezzati che ha lasciato il suo segno nella storia. Ecco qua gli amici di Lodè. Pian piano con i tanti tasselli stiamo andando a costruire quel mosaico che avrà modo di manifestarsi dentro una danza e che metterà insieme un po' queste esperienze che in qualche modo si riannodano per far capo al nuorese, alle Barbagie, alle Baronie, a quell'area territoriale che in qualche modo le mette insieme. E in questo caso c'è il capoluogo di provincia. Saranno rappresentati tutti e quattro questa sera quelli storici. E vedete Nuoro. Guardate anche la fierezza del portamento. Questo accade anche quando danzano, quando ballano. E Grazia Deledda in Canne al vento descrive la statua in bronzo del Ierace così: il Redentore sopra la roccia, con la grande croce che pare che unisca il cielo azzurro alla terra grigia, e il lungo viaggio di espiazione del protagonista del romanzo inizia dal monte Ortobene che sovrasta Nuoro, quel simbolo che ovviamente di arte e di fede è tra poco quello che darà anche luce alla grande manifestazione della festa del Redentore. Un applauso per gli amici di Nuoro che vengono verso di noi e che in questo caso rappresentano l'associazione folclorica Santu Predu, quartiere storico di questa città. E possiamo fare un applauso per tutti loro, per quelli che sono passati oltre e che ci hanno regalato questo primo frammento di racconto, questa bella visione. Intanto potete già chiudervi a semicerchio, perché lì vi ritroveremo per iniziare questo ballo che adesso vi unisce, e ovviamente anche chi li accompagnerà in qualche modo sta a significare un passaggio dell'appartenenza. A Nuoro c'è una piccola chiesa proprio nel rione di Santu Predu intitolata a Santu Caralu, che conserva le spoglie di Francesco Ciusa, che ha ovviamente scolpito la madre dell'ucciso e tante altre opere. E a questa chiesa loro hanno dato il loro nome, il nome di un progetto che dal 1996 avanza per rappresentare col canto più antico la bellezza della poesia e della lingua che loro vanno ad interpretare. Sto parlando degli amici del tenore Santu Caralu di Nuoro, al quale farei un bel applauso. Grazie davvero agli amici di Nuoro. Inizieranno con un canto che è di saluto e poi questo canto cambierà il ritmo e diventerà ovviamente il sentiero sonoro per questa danza che una parte di Sardegna riunita stasera ci regalerà per noi. Applauso. Da esorbir de sartor de Nugoro, Boros artos si pesan, da mi
Porrinde un saluto a voi il frate, in un abbraccio sincero de coro. E questa arcana terra dormirade, s'anima soliana e su decoro. De esa gente barbaggia e su tesoro, de esa sarda zinia in sasedade e torramos su tempo a sapake, pochi potta surisa a madurare, in custos crastor mudos de dolore. A esorbir de sartor de nugoro, oros hartos y pesa. Oros hartos y pesan. A Nugoro sono andato a battere pana bendera, a battere pana bendera, a battere pana bendera, bendera, battere pana bendera, bendera, battere pana bendera, insandare su vendere, insandare su vendere, insandare su vendere, minde, manigato, ma Nugoro sono andato, ma battere pana bendera. Ballare, veni, 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 bella ma veni, 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 Gisella, m'han fatto deliriare, m'han fatto deliriare, Gisella, Gisella, m'han fatto deliriare, sì, non queresa l'amare, sì, non queresa l'amare, non me, alla bella, non essere alla bella, ma Nugoro sono andato, ma battere pana bendera, battere pana bendera, battire pana bendera, battire pana bendere, ma battire pana bendere, veni, 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 bella, veni, veni, veni a ballare, veni, veni a ballare, veni, 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 veni a ballare, veni, bella ma veni, 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 veni a ballare, so io,
io cordisella, man fatto deliriare, man fatto deliriare, hanno sono andato, man battire vanno a prendere, a battere vanno a prendere, a prendere, a battere vanno a prendere, a battere vanno a prendere, ma a battere vanno a prendere. Veni, 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 bella veni, 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 bella veni, 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 bella veni, 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 ma veni, veni a ballare, veni, 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 bella veni, 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 bella veni, 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 bella veni, veni a ballare, ballare di scarpita di comare, canta appena tu veni, canta tu veni, ma veni, 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 bella veni, 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 bella veni, 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 bella man, a tu ma battire vanno a prendere, a battire vanno a prendere, a battire vanno a prendere, a prendere, a battire vanno a prendere, a battire vanno a prendere, insanare su vendere, insanare su vendere, a tu ma minde la pomarità, tu ma nugolo sono andato, ma battire, e la veni, 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 bella, veni, 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 bella. Grazie davvero. Vogliamo un po' chiamarlo il ballo delle appartenenze. Avete visto, libero, senza coreografie, dove l'idea è quella di mettere insieme i diversi paesi. E ve l'ho detto prima durante la presentazione, il direttore artistico Mario Corungio ha pensato proprio a questa idea di fare in modo che ci fosse quasi un gioco che mettesse insieme suoni, danze, colori alla fine di ciascun tassello di sfilata che andremo a presentare. Ma vorrei qua al centro, vicino a me, i componenti del tenore Santu Carlo di Nuoro, perché li abbiamo ascoltati nel canto, ma vorrei che avessero davvero da parte di tutti il saluto e il gesto di riconoscenza che questa comunità vuole attribuire questa sera anche nei loro confronti. Tanti amici vedo presenti, anche chi è arrivato da lontano, che ha detto andiamo a Isili questa sera per vedere che cosa è accaduto in Sardegna dai tempi lontani fino ai nostri giorni. Sicuramente si è cantato così come stasera voi avete fatto, con questo incontro di voci, con queste melodie, con queste armonie. Vi ringrazio moltissimo. Vi accompagno verso l'uscita passando anche voi tra la gente, grazie agli amici di Nuoro, e così facciamo anche con voi, e così ritroviamo ancora un sentiero identitario che appunto riporta tra la gente tutte queste espressioni che abbiamo fin qui presentato. Vi dicevamo i territori, siamo partiti da Arizzo, abbiamo viaggiato per fare tappa finale a Nuoro, capoluogo di provincia, centro custode di tante tradizioni, soprattutto perché, come vi dicevo, le raccoglie, le racconta in occasione della festa del Redentore. Tanto l'applauso non smette perché continua ovviamente mentre gli amici in abito tradizionale passano lì al centro tra le due ali di folla. Ma il viaggio continua e ci spostiamo adesso idealmente nella parte più settentrionale dell'isola, che ovviamente tocca la Gallura, ma tocca anche il Logudoro, il Meilogu, tante parti, e quindi ci spostiamo un po' più a nord di quest'isola meravigliosa che amiamo abitare ma anche manifestare. Parte la musica, parte l'applauso. Vedete avanzare pian piano
ma con la bellezza che rappresentano, anche nelle diverse forme che il vestiario tradizionale documenta. Tempio Pausania, che è tradizionalmente considerata il capoluogo storico della Gallura, cittadina depositaria del più antico e del più autentico spirito della società e della storia gallurese. Guardate che bella questa immagine che mette insieme alcuni dei componenti di un'associazione tra le più longeve, nata credo nel 66, vado a memoria, sono passati davvero tanti anni e in tutto questo tempo hanno organizzato eventi, hanno ovviamente raccontato e interpretato lo spirito della Gallura. Loro adesso avanzano verso di noi, in qualche modo portandosi dentro quel sentimento che ruota intorno all'Imbara o a quel centro storico che è di Tempio, ovviamente scrigno di bellezza, come l'abito che indossano, un costume dipinto dal pittore Verani alla fine del Settecento, il quale ha reso eterna la bellezza delle sue fattezze e dell'originalità con cui appunto ha avuto modo lui di illustrare, ma di restituire ovviamente nel contempo anche la verità storica alla tradizione di Tempio e della Gallura. Vi ringrazio e vi assegno all'applauso del pubblico. Tempio Pausania. E avanza Bonorva, vediamo sullo sfondo quel luccichio che riflette sempre l'abito che indossano i componenti che arrivano da questa comunità, centro del Meilogu Logudoro, conosciuto per le sue bellezze paesaggistiche, per le sue bellezze archeologiche, le necropoli, le Domus de Janas. E poi c'è anche un particolare legato alla cultura del sapore, del gusto, Suzzicchi, il pane di Bonorva, tipico sardo. Lo si può utilizzare anche per preparare su pane uddidu, su pane a fittas. E ovviamente c'è anche una sagra che lo rappresenta, lo promuove, lo valorizza. Intanto venite avanti, amici di Bonorva, così abbiamo modo di vedere al vostro passaggio anche la bellezza che caratterizza proprio l'abito che indossate, anche quello maschile, come vedete, ha il suo momento di colore e di lucentezza. La passione dei bonorvesi verso il cavallo è dimostrata da sempre, ma anche con le iniziative che si svolgono. Per esempio la rassegna di pariglie bonorvesi è rinomata in tutta l'isola. E poi l'antico copricapo maschile bonorvese, Saberritta, aveva la particolarità di essere più corto rispetto alla media, tant'è che viene definito Berrittu Curzu. Questo è un bel primo piano di questa coppia che ringraziamo e salutiamo. Bonorva. Il nuraghe sullo sfondo. Dicevamo all'inizio quanta storia e quante storie potrebbe raccontare se solo potesse dare voce a tutto quello che ha visto passare nel tempo, e parliamo di millenni. E chissà cosa ci direbbero gli amici di Cossuine se potessero raccontarci la storia della loro comunità, una storia antica ma anche una storia tutta da scrivere, che lascia spazio a leggende che tramandate per via orale rendono affascinante il racconto di questo centro che sorge in posizione dominante nel cuore del Logudoro. Conta circa 1000 abitanti, è situato a ridosso della statale 131, ma è un territorio abitato fin dal Neolitico, come testimoniano le numerose emergenze archeologiche in ottimo stato, tra l'altro. La parrocchia di Santa Chiara, con la sua facciata gotica, rinserrata tra due ali sporgenti con l'interno a navata unica, è uno dei monumenti ovviamente di questa località. E intanto loro vengono verso di noi per guadagnare il saluto di Isili e di tutti quelli che sono qui questa sera per vestiris e prendas. Cossoine. Meilogu
Logudoro, dicevamo. Il Logudoro è una grande area geografica, una subregione storica, che però al suo interno ha anche delle zone ancora più circoscritte che delimitano e raccolgono altri centri. Per esempio il Coros Logudoro. E in questo caso vediamo Usini che avanza, del quale centro le prime notizie sono di natura religiosa e compaiono nelle carte dei condaghi di San Pietro di Silchi e di San Nicolò di Trullas. Dicevamo che è un centro del Coros Logudoro che conta più o meno 4.000 abitanti e il nome di Usini deriverebbe dal greco euxenos e avrebbe per significato quello di luogo ospitale. E ci fa davvero piacere che questa sera gli amici di Usini ne abbiano trovato un altro di luogo ospitale ed è Isili. Grazie amici di Usini per aver raccolto il nostro invito e per essere stati qui. Usini. E anche in questo caso, come vedete, stiamo già delineando una piccola rappresentanza che tra poco darà vita ad una danza, questa volta del Logudoro, e sarà accompagnata anche dalla voce, dalla chitarra, dalla fisarmonica. Ma qui vediamo, dicevamo, dei capoluoghi di provincia, anche Sassari, rispondere al nostro appello. L'abito tradizionale di Sassari è stato oggetto di una ricerca durata anni e che in tempi abbastanza recenti ha voluto rimettere insieme tutte le parti, documentate ovviamente da studiosi che hanno avuto modo davvero di affrontare il problema da vicino. Sassari è la città dei candelieri, è la città della cavalcata sarda, è la seconda città della Sardegna, è un luogo davvero che ci onora ogni volta della sua presenza e della sua bellezza, con quella piazza che è davvero il salotto buono di un'isola che documenta tanta storia della vostra città. Un applauso forte a chi ha caratterizzato anche questa seconda parte del nostro incontro. Al chiaro di luna, dicevamo sotto un tetto di stelle, la particolarità di questa edizione in notturna, anche perché volevamo vivere di questa atmosfera, di queste suggestioni che solo la sera riesce a dare. E noi adesso abbiamo Roberto Cadoni e non sarà solo ovviamente ad accompagnarsi per questo ballo, ma preferisco presentarli dopo perché li voglio qua al centro. Voglio che sia il ballo a questo punto a svilupparsi dopo il vostro applauso, la Sardegna del Nord. Ne approfitto di questo momento, poi li vorrò vicino a me. Comunque voglio già salutare fin da ora Roberto Cadoni, Ireneo Massidda e Mauro Azzeni. Quindi un applauso per chi accompagnerà questo ballo del Logudoro con la voce, la chitarra e la fisarmonica. Anche questa bella immagine che ci restituisce Sardegna Live ci permette ancora una volta di vedere spaccati di Sardegna al centro del palco, ovviamente il suono che li accompagnerà. Possiamo andare? Questo è il ballo del Logudoro.
Ballate, ballate voi, che son ballo sul vostro, cantano a essere sul nostro, siamo a ballare noi. Dignity, dignity, della, dignity, dignity, della, dignity, dignity, da. Serno cantate sa chi terra e poesia, a chi terra e poesia, essa sarda famiglia allegramente onorate, din diri de, dignity, dignity della, dignity, dignity della, dignity, dignity da. A ballare con sto ballo cadenzato a tutto il suo popolato, lugheri moltiplicare, lugheri moltiplicare, dignity, dignity della, dignity, dignity della, dignity, dignity da, dignity, dignity della, dignity, dignity della, dignity, dignity della, dignity, dignity da. Salvaiana sono in porto, salvaiana sono in porto, digirin digire, din 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 da. Sapena che sapate in Briscomonte, di spiaggia in Don Gimonte, di spiaggia in Don Salpura, banda al cussa era pura, mira si cara su sole, con suni e mole mole, torna a terra serena, oi diridin dirida, dignity, dignity della, dignity, dignity della, dignity, dignity da. Bella essa minigonna, bella essa minigonna, entra di su balla balla, entra di su balla ba. Prima si dia su e nuio, como si dessa farfalla, dignity, dignity da, dignity, dignity della, dignity, dignity della, dignity, dignity da. Hey, right. Grazie davvero per questo ballo che ha la sua energia, la sua vitalità sempre, no? Io non so se le danze in qualche modo restituiscono anche un po' il carattere di chi le rappresenta, ma certamente arrivare dalle vostre parti c'è sempre un sorriso acceso che accoglie, e forse anche le dinamiche del ballo lo sottolineano. Intanto vorrei anche sottolineare l'apprezzamento per Ireneo Massidda, per Mauro Azzeni e per Roberto Cadoni, che hanno accompagnato questa danza. Grazie per averci regalato questo momento centrale del nostro incontro. Questa volta iniziamo con voi, con gli amici di Sassari, e quindi pian piano guadagniamo l'uscita, e ovviamente ai musicisti diamo il privilegio di accompagnare, ma vi ritrovo poi nel finale, vi ricordo anche questo, è solo un arrivederci per ora, perché dopo ovviamente andremo ancora
a ritrovarci in questo spazio che è di festa, che è di racconto. Viaggio in Sardegna. Abbiamo avuto una grande fortuna, noi isola delimitata dal mare, questo per tanto tempo ci ha tenuto distanti, no? Forse ha anche rallentato per certi versi alcuni passaggi della nostra storia, però in realtà ci ha anche protetto questa nostra condizione fisica, perché se noi oggi siamo depositari di tanta ricchezza, di tante culture, è perché questo isolamento poi è diventato anche un po' uno scrigno dove i nostri preziosi hanno avuto modo di brillare più a lungo e di essere poi valorizzati nel tempo, ed è anche di questo di cui oggi dobbiamo andare fieri, di tanta ricchezza che possiamo anche manifestare in un incontro come questo. E i viaggiatori che in Sardegna si sono alternati nel corso del tempo, Settecento, soprattutto Ottocento e prima parte del Novecento, ci hanno lasciato testimonianze bellissime di quello che noi siamo stati, documenti preziosi, ci hanno raccontato, e grazie anche a certe fotografie che i loro scritti ci hanno restituito, noi oggi possiamo in qualche modo dare quello sguardo più attento a quello che è stato il valore di una storia che ancora abbiamo modo di apprezzare e di poter far vedere. E il nostro viaggio in Sardegna adesso continua con un'altra parte, quella più centrale dell'isola, che va dal Guilcer alla Marmilla, al Campidano di Oristano, al Montiferru, ma andiamo a svelarlo piano piano anche questo momento di racconto, col vostro applauso e un po' di musica. E vediamo già inquadrati gli amici di Ghilarza, centro dell'Alto Oristanese che sorge su un altopiano della media valle del Tirso e dista 37 km dal capoluogo. Amiamo citare Gramsci, che trascorse lì la sua infanzia, perché ha spesso raccontato di Ghilarza, di questo paese, dalle case di pietra ferrigna, così lo definiva, e la sua centralità geografica certamente ha favorito anche l'importanza storica di Ghilarza, testimoniata dalla presenza della chiesa romanica di San Palmerio, dalla torre aragonese, ma anche dal lavoro che le sue associazioni hanno sempre condotto con molta come possiamo dire, attenzione, con molto rigore. E ovviamente gli amici di Ghilarza, se avanzano verso di noi, ci danno anche la possibilità di essere ammirati da vicino, anche per le diverse forme dell'abbigliamento tradizionale che vanno ad indossare e che sono proprio il frutto di questo ampio lavoro di ricerca e di valorizzazione che loro conducono da tanti anni. Parliamo di diversi decenni. E quindi un applauso per Ghilarza, che ospita anche questa presenza femminile al suo interno, che non è di Ghilarza, ma credo, se non ho capito male, sia nipote di questo nostro amico che al centro ovviamente l'accompagna. Lei arriva da Cabras, luogo del Sinis, rinomato per altra bellezza, per la festa di San Salvatore, per la corsa degli scalzi e per tutto il bello che può rappresentare. Quindi in questo caso l'applauso va a Ghilarza e a Cabras. Una nota quindi femminile di colore e ovviamente i 3 rappresentanti maschili di Ghilarza. E in questo momento è sedilo al centro della nostra immagine, provincia di Oristano, l'altopiano del Guilcer, nella zona denominata parte superiore, che degrada dolcemente a oriente nella media valle del Tirso. Lì c'è l'Omodeo
ma c'è soprattutto a Sedilo una ricorrenza che è cara in particolar modo ai sedilesi, e parlo dell'Ardia di San Costantino, ma anche alle decine di migliaia di turisti, visitatori, amanti, appassionati di tradizioni equestri che ogni anno si danno appuntamento per assistere a uno spettacolo che io mai come quest'anno ho avuto modo di vedere così da vicino e di capire nella sua essenza e nella sua profondità, nella sua sacralità soprattutto, perché è difficilissimo raccontare l'Ardia se non sei sedilese, perché per loro è uno stato d'animo, è proprio un tratto del loro modo di essere. Grazie agli amici di Sedilo che questa sera ci fanno compagnia. Tre giovanissime figure di questa località, e vediamo avvicinarsi pian piano sullo sfondo anche un'altra località della provincia di Oristano, che ovviamente è Milis, già ospite nella scorsa edizione, questa compagine che ovviamente mette insieme i colori di una comunità. Abbiamo parlato di Grazia Deledda, di Balzac, di D'Annunzio, che hanno soggiornato a Villa Boyle, che è la residenza estiva della famiglia imparentata con i Savoia, che è il luogo di incontro di numerose autorità del tempo, che è stata restituita recentemente alla sua bellezza grazie a un lavoro di ristrutturazione che ne ha valorizzato ovviamente il recupero. Parliamo di un centro dell'Alto Oristanese che dista 20 km dal capoluogo. I suoi agrumeti ovviamente rendono anche un colore, oltre che un sapore e un profumo, a tutto il territorio di Milis, che ringraziamo e che applaudiamo per questa sua presenza. Un'immagine che mette insieme in primo piano gli amici di Milis e sullo sfondo una coppia di Narbolia ai piedi del Montiferru, a circa 18 km da Oristano. Sorge proprio Narbolia e il suo territorio presenta aspetti paesaggistici e ambientali vari che vanno dalle rocce vulcaniche di Monterassu fino ad arrivare al mare, dove si trovano le splendide spiagge di Isarenas e altre ancora, ma anche la pineta omonima. Terreno fertile che ha restituito ovviamente una produzione ampia che ha caratterizzato ovviamente l'economia del territorio, e poi insomma tutte quelle emergenze archeologiche che testimoniano presenza lontana nel suo territorio, le tante feste, le chiese, la bellezza di questa comunità. Ringraziamo fortemente Narbolia per aver accettato il nostro invito, per essere qua parte di un racconto. Avremo modo anche di apprezzare il ballo al quale darà il contributo questa coppia di Narbolia, ma vediamo già inquadrata la forza di Samugheo. Il Mattino Illustrato, un settimanale pubblicato a Napoli nel 1936, ritrae in copertina la principessa Mafalda, secondogenita di re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, mentre trascorre alcuni giorni d'estate in Sardegna, e recita la didascalia di questa rivista: la fotografia riproduce la figliuola del nostro sovrano in costume di Samugheo, seduta a cavallo alla maniera sarda. Perché Samugheo è sempre stato presente in occasione delle grandi feste, anche in tempi lontani. Per esempio c'era nella prima edizione storica della cavalcata sarda, è stata all'estero quando ancora i gruppi non avevano modo di fare viaggi lunghi, forse per la bellezza dell'abito tradizionale che indossano, ma anche per quel ballo particolare che eseguono. E poi le abili mani su telai secolari che hanno intrecciato tappeti, arazzi splendidi per colori, disegni ed esecuzione sono un'altra particolarità di Samugheo, che ovviamente racconta tanto anche
nell'ambito della tessitura. Un'anticipazione, noi chiuderemo questo evento con le maschere tradizionali di questa comunità, con i Mamuzzones de Samugheo, e ringraziamo ovviamente il gruppo folk San Sebastiano per essere presente con 2 coppie in rappresentanza. Proseguiamo ancora e vediamo là al centro, sotto il nuraghe in questo momento inquadrato, Ales, un concentrato di storia antica e moderna, di cultura e di tradizioni. Arrampicato questo centro sulle pendici orientali del Monte Arci, Ales è uno dei capoluoghi della Marmilla ed è forse la più piccola sede vescovile d'Italia, nonché memoria storica dell'isola grazie al suo antico archivio. Nella parte più alta del borgo sorge la maestosa cattedrale di San Pietro, costruita nel 1686 sotto i dettami dell'architetto genovese Domenico Spotorno. All'interno c'è un rarissimo crocifisso del 300. Ringraziamo Ales. Prima parlavamo di Ghilarza, che ha ospitato l'infanzia di Antonio Gramsci, mentre Ales gli ha dato i natali. Grazie davvero ad Ales. Ed ecco Mogoro. Il vocabolo Mogoro è di origine fenicia e significa collina. È il capoluogo della Marmilla e dista 37 km da Oristano, un grosso centro che proprio in queste ore ha inaugurato la fiera del tappeto, e intanto avanzano gli amici di Mogoro verso di noi, una bellissima immagine questa che hanno voluto quasi fissare, ecco, ai piedi del nuraghe. Dicevamo della fiera del tappeto che da tempo ha già festeggiato e onorato il mezzo secolo, che dà lustro alle creazioni artigianali lavorate a mano. È importante anche la lavorazione del legno, la produzione del buon vino e le 1000 attività anche culturali di cui Mogoro è scrigno e bellezza. Intanto ringraziamo davvero i componenti della formazione folclorica che questa sera portano e indossano l'abito tradizionale di questa comunità. Procediamo e sullo sfondo è la volta di Silì. Vedete ancora Mogoro in primo piano, una coppia si è fermata per dare vita al ballo e Silì è proprio alle porte del capoluogo di provincia, è stato comune autonomo fino al Regio Decreto del 1922, per effetto del quale a partire dal 1926 è diventata frazione di Oristano. Una particolarità del paese è che sino ai primi anni 50 è stato uno dei paesi dell'argilla e infatti la vicinanza con il Tirso e le sue inondazioni hanno permesso lo sviluppo dell'industria artigianale della costruzione delle tegole. Il coppo sardo che impegnava durante il periodo primaverile ed estivo quasi tutti gli abitanti del paese, grazie a Silì. Abbiamo fatto capire che al termine di ogni spaccato di questo racconto per territori sarebbe stato il capoluogo di provincia ad essere rappresentato, in qualche modo a mettere questo cappello su tutti gli altri per stare a significare insomma una chiusura del giro. Ed è Oristano questa volta che ha modo di essere al centro della scena. Vedete anche questa bella immagine che mette insieme ovviamente 2 coppie, 2 giovani e 2 signore. Nel 2021 il gruppo folk Città di Oristano ha festeggiato 60 anni di storia e la sagra di Sant'Efisio di Cagliari fu lo scenario d'esordio nel 1961. Potete venire verso di noi, amici di Oristano, abitanti di una città che nasce sugli stagni e forse il suo nome significa stagno d'oro. La Sartiglia ovviamente è la grande festa, quel rito secolare che ovviamente ripercorre la corsa a cavallo che ricorda le antiche giostre equestri
medievali. Grazie davvero a Oristano che chiude il cerchio, in questo caso di una Sardegna più centrale, che abbiamo voluto così mettere insieme a questo punto e che ci regalerà un ballo, una danza. E sarà Ireneo Massidda ad accompagnarvi, che non a caso è un'espressione di quel territorio che voi stasera avete ben illustrato con il vostro abbigliamento. Come state? Fatemi sentire un bel applauso, vi vedo belli attenti a tutto quello che sta accadendo. Tanta Sardegna in una volta sola, e ancora ne abbiamo, perché fra poco arriveremo anche ai centri più vicini, ma ci manca tutta la parte a sud dell'isola che si prepara alle spalle del nuraghe e che tra poco sarà qua in scena. Abbiamo annunciato il ballo, la danza, in questo caso del Campidano di Oristano, l'abbiamo voluta così definire, ma come potete ben immaginare ogni loro centro ha il suo ballo. In questo caso ne facciamo uno che possa in qualche modo accomunarli tutti, come accade in piazza, no? Quando ci troviamo e balliamo insieme. La differenza è che stasera indossate l'abito delle vostre comunità d'appartenenza. Applauso.
Ma grazie davvero, grazie di cuore anche di questa danza. Vi vedo rilassati, nonostante siate venuti molto presto stasera a Isili e oggi mi hanno detto che c'era un po' di caldo anche da queste parti e quindi siete coraggiosi anche per questo motivo, perché avete sopportato e sofferto prima del piacere di questa sera e di questo incontro, quindi vi ringrazio davvero. Mi fate una cosa, vi chiudete un attimo a semicerchio perché vorrei tenervi vicino a me qualche secondo, perché vorrei sul palco vicino a me il sindaco di Isili, Luca Pilia. Facciamo un bellissimo applauso. Lo chiamo un pochino a sorpresa, ma sai che a me piace fare così, ho detto no, al cuore della serata, poi dopo avremo altri saluti e alla fine mi tengo ovviamente un tuo ritorno per il saluto, ma anche il direttore artistico che sta controllando, mamma mia. Allora, devo chiedere il tuo saluto, il tuo ringraziamento, di quello che vuoi. Dai, giusto due cose per salutare, per dare il benvenuto a tutti. Grazie per essere venuti, grazie Giuliano. Io voglio ringraziare Mario Corongiu, l'ideatore di questa manifestazione. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, le associazioni di volontariato di Isili che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento, le tante persone che si sono adoperate, i dipendenti comunali, gli amministratori, perché questo è stato un grande evento e l'abbiamo riorganizzato dopo 12 anni, l'hai detto bene Giuliano, 12 anni di interruzione, l'abbiamo organizzato l'anno scorso in un periodo di pandemia, in un periodo non facile e siamo riusciti anche quest'anno tra 1000 difficoltà. Quindi grazie a tutti per la collaborazione e penso che sia un buon segnale da parte della nostra comunità e dalle comunità che hanno partecipato oggi, quindi voglio anche ringraziare i tanti gruppi che sono venuti qui a Isili. Un grande segnale di ripartenza, perché queste comunità hanno dimostrato di essere vive, hanno dimostrato di essere determinate, hanno dimostrato tanto questa sera. Quindi penso che oggi sia un punto di ripartenza per la nostra comunità e per tutto il territorio della nostra isola. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie. Ovviamente ti chiederò di tornare nel finale per regalarci il tuo saluto e poi dopo avremo altre presenze. Grazie davvero. E quindi anche a voi chiedo adesso, partendo da là, di riaccompagnarvi verso l'uscita perché abbiamo ancora un pochino di racconto da sviluppare, quindi altre presenze da ospitare. Poi davvero, l'ho detto in apertura, quel nuraghe, Isparas, che veramente abbiamo tanti luoghi in Sardegna e meritano tutti di essere scoperti, vissuti, valorizzati, e iniziative come Bestiris e Prendas offrono un abito in più, un'occasione diversa per poter godere ovviamente di tanta bellezza e poter mettere al servizio di un progetto e della nostra cultura anche la bellezza di ciò che un monumento come quello rappresenta. Però c'è sempre quella formula quando inizia un'altra parte del viaggio, e questa volta ci trasferiamo al sud dell'isola, parte la musica, parte l'applauso. E iniziamo con Samassi, mediocampidano, un nome attestato già dal 119, attraversato dal fiume Mannu, è uno dei centri agricoli più produttivi appunto del Medio Campidano grazie alla fertilità della sua terra. In un colle al centro storico spicca un gioiello architettonico romanico, la chiesetta di San Geminiano, Santu Millanu per gli abitanti, che sorse su un edificio bizantino del X secolo. E mentre venite verso di noi, amici di Samassi, invitiamo ovviamente tutti quelli che avranno il piacere
di arrivare verso casa vostra, anche per poter ammirare da vicino la chiesa maggiore, cioè la parrocchiale gotico-aragonese della Beata Vergine di Monserrato, nonché l'oasi di Sant'Isidoro. Un applauso forte per Samassi. E vedete dalla sinistra del nuraghe Isparas avanzare una nutrita compagine di un'associazione culturale che valorizza la storia e le tradizioni di Villassor, centro situato nella feconda pianura del Campidano. Con la dicitura Villa Sorres appare insieme al castello in una carta coreografica del 1649, oggi conservata a Washington, ma ancora prima, chiamato Sorres o Sorris e anche Serris, appare per la prima volta in una carta geografica già nel 1550, proprio a testimoniare una storia lontana che è proprio quella di Villassor, col suo castello, con la parrocchiale intitolata San Biagio e ovviamente con la cura e la ricerca degli abiti tradizionali di cui questa associazione è depositaria. Quindi un applauso forte per Villassor. Vediamo i primi piani, i dettagli, i gioielli, la forza davvero e la bellezza di questa comunità qui rappresentata. E da Villassor idealmente ci trasferiamo a Siliqua. Pensate che Siliqua venne visitata anche da Salvatore Quasimodo, il premio Nobel per la letteratura nel 1959. Lui che era profondamente siciliano sospirò lungamente per la Sardegna, dove visse anche un periodo abbastanza lungo, più o meno un anno, e la sua voglia di vedere e conoscere l'isola lo condusse anche a Siliqua, che apprezzò lungamente e alla quale dedicò addirittura una lirica dal titolo Sardegna, che tra l'altro racconta così: Siliqua dai conci di terra cruda, negli ossami di pietra, in conti tronchi, deserto effimero, in cuore gioca il volume dei colli d'erba giovane e la fraterna aura conforta amore. Vi invitiamo a visitare Siliqua, le sue bellezze, la sua storia. E l'applauso è per Siliqua. E si vede avanzare sullo sfondo una rappresentanza che ovviamente porta al centro della scena Musei, piccolo centro del Sulcis Iglesiente, situato in una collina dove si affaccia al confine del fiume Cigerri. Risale al periodo nuragico, come confermato da pietre che lo testimoniano. Una storia che passa sotto diverse dominazioni. Nel 1785 Musei fu dato in feudo ai marchesi di Villa Cidro, da dove si suppone che derivi il dialetto locale, il quale è nettamente diverso rispetto a quello dei paesi limitrofi. E quindi ovviamente la mantiglia e altre particolarità che denotano l'abito tradizionale di questa parte di Sardegna che mette insieme il Sulcis e l'Iglesiente. Un applauso per Musei. E a proposito, non poteva mancare quella città dal carattere sacro e nobiliare insieme. Parliamo di Iglesias, 95 siti archeologici che testimoniano le radici di un territorio abitato fin dall'antichità del pre-nuragico.
un ricco sottosuolo, ha scritto per tanto tempo la parte di una storia di chi ha abitato la Sardegna meridionale. Villa di Chiesa è il nome che le deriva non dal dominio pisano, ma molto più probabilmente da quello bizantino o dai primissimi tempi dei giudici. Parlavamo della mantiglia, capo d'abbigliamento col quale si identifica il costume tradizionale di Iglesias, è proprio questo copricapo femminile indossata, appunto Samantiglia, anticamente dalle donne maritate. E poi gli antichi gioielli, di cui Iglesias è stata la patria dell'arte orafa e argentiera della Sardegna. Applauso per Iglesias. Continuiamo il nostro viaggio al sud della Sardegna e rimaniamo in zona, nel territorio. Vediamo ancora in questo momento Iglesias che avanza e si posiziona. E una parte ovviamente abbandona il nostro palcoscenico, ma vediamo già Giba al centro della nostra immagine, un paese formato da 2 centri abitati. Giba è la frazione di Villarios. Verso la fine dell'anno 1000 arrivano i monaci cassinesi e vittorini che iniziano a edificare i loro monasteri e diventano anche guide non solo spirituali per la povera gente che viveva in queste terre. Tanto è bellissimo poter vedere anche una creatura venuta da poco al mondo che già indossa il suo abitino, così come accadeva tanto tempo fa. Caratteristica principale di Giba è senz'altro l'acqua. Il paese è infatti circondato da mare, stagni e anche da un lago artificiale, e alle spalle della spiaggia si trova il terzo complesso palustre isolano, lo stagno di Porto Botte, che è un habitat naturale di fenicotteri rosa, ma anche di altre specie. Alcuni sostano, altri vanno. Forse il più piccolo protagonista di questa serata, in questo momento abbiamo appena terminato di applaudirlo. E continuiamo. Vedo all'orizzonte del nostro sguardo Monastir. Anche qui tanta storia, un nome che deriverebbe da Muristenes, antichi alloggi per fedeli viandanti, o dalla parola catalana monastero. Non a caso vicino alla parrocchiale di San Pietro Apostolo sorgeva un edificio noto come Domu dei Sparas, cioè la casa dei frati. Una città interessante, non distante da Cagliari, che ha da poco spento le luci sulla festa di San Pietro e sulle altre ovviamente che costellano l'anno. E la prima celebrazione dell'anno, ad esempio, sono i fuochi di Sant'Antonio Abate, a cui è dedicata una chiesa gotica del XIV secolo. Grazie e applauso anche per Monastir. Ci stiamo avvicinando pian piano al termine di questa manifestazione, anche se abbiamo ancora pagine da sfogliare insieme. Intanto, andando a chiudere tra pochi paesi proprio questa parte di territorio al meridione della nostra isola, che vede a questo punto al centro Senorbi, capoluogo della Tregenta, che conta quasi 5.000 abitanti con le sue 2 frazioni. È situato in una zona storicamente ricca, tanto da essere soprannominata il granaio di Roma per l'importante produzione di frumento. Tante le attrattive di Senorbi da visitare, il museo, ma c'è anche un carnevale senorbiese che viene organizzato tutti gli anni in maniera spontanea, la festa dell'Epifania, la festa religiosa di Sant'Antioco, quella di Santa Lucia e poi le necropoli, le tante emergenze archeologiche. Ecco Senorbi. E Senorbi c'è del Passo Agesico, centro dell'Alta Tregenta, immerso in una valle verde tra vigneti e frumento, al confine tra la Marmilla e il Sarcidano. Dista una 50 di chilometri da Cagliari. La festa di Sant'Amatore
la sagra dal 1621, è una chiesa campestre dedicata proprio a Sant'Amatore in stile romanico del XII secolo. È rinomato anche per la sagra della lumaca dal 1992. Proprio con questa iniziativa il Comune a suo tempo diede impulso ad un progetto volto alla valorizzazione delle lumache quale prelibatezza gastronomica. E quindi un applauso anche per Gesico. Vestiris e prendas, l'abbigliamento tradizionale, il vestiario, i gioielli che vanno a coronare proprio la bellezza di ciò che denotava anche le classi sociali d'appartenenza. È un modo di parlare, il vestiario di una comunità in seno alla sua storia e all'ambito sociale in cui si manifestano le storie appunto della comunità, come accadeva anche a Siurgus Donigala, centro dell'Alta Marmilla, 2300 abitanti circa, e l'attuale comune fu costituito nel 1927 dall'unione di Siurgus e Donigala, che fino a quel momento erano località autonome e distinte. Il lago Mulargia, le sue suggestioni, e poi Sunuragi, al centro del paese, ben conservato, che riunisce appunto i due centri che un tempo erano divisi, grazie anche a Siurgus Donigala e ai giovani che l'hanno rappresentata. E poi Armungia che si erge su un altopiano del Girrei, circondato da boschi, macchia mediterranea, campi coltivati. È questo centro che si è sviluppato attorno al nuraghe Armungia. Ecco, parlavamo di questo simbolo che è di Isili, che è di Siurgus Donigala, ma anche di Armungia, e che dà nome al paese e che appunto sorge proprio nella parte centrale dell'abitato. Un vero e proprio museo diffuso è questo paese, che ha tanti punti di interesse che qualificano la storia e la cultura di un passato che vive. Armungia. E di Armungia mi piace pensare anche a Emilio Lussu, scrittore e statista, uomo al fronte di una resistenza che ha combattuto per l'antifascismo e la democrazia, ma mi piace ricordare anche Joyce Lussu, che ho avuto il privilegio e l'onore di conoscere da vicino. E poi è la volta di Dolianova. Dolianova che avanza, il maggiore dei 5 centri che formano il Parteolla e che ha una data di nascita ufficiale, il 25 giugno del 1905, quando vengono unificati i due antichi villaggi di San Pantaleo e di Sici San Biagio. Parteolla, luogo degli ulivi. Questo sarebbe il significato che le deriverebbe dal latino. Ed ecco Dolianova, le 4 figure femminili e il giovane che le accompagna. Città dell'olio e la cattedrale di San Pantaleo, che è uno splendido gioiello dell'arte romanico pisana. E pian piano arriva Sestu con la sua delegazione a rappresentare questo centro della pianura del Campidano che dista 10 km da Cagliari. Abbiamo sempre sottolineato l'importanza dell'area archeologica di San Gemiliano, che protegge e include l'antica chiesa campestre di fattura vittoriana. Ma stasera ci piace guardare da vicino anche il frutto di una ricerca sull'abbigliamento popolare sestese condotto da Nazareno Orru e Nicoletta Ledda. Vedete l'abbigliamento popolare femminile composto dalla gonna a piccole pieghe rosse e blu, dalla camicia bianca ed altri particolari, da Sumcaduride Pitturra, che era il fazzoletto che venne imposto per moderare ampie scollature. E poi l'elemento di distinzione tra le classi era Subestiride Broccau, realizzato con velluti, broccati e altre stoffe pregiate. E in questa serata manca l'abbigliamento popolare maschile, che però è stato oggetto di ricerca, ma c'è quello della spigolatrice, una figura del proletariato rurale molto povero, che prima dell'evento della raccolta meccanica
la mietitura delle gremminacce e del grano in particolare avveniva grazie all'impiego di provetti mietitori che venivano affiancati da questa figura così particolare, la spigolatrice appunto. Grazie a Sesto, un applauso forte. E stiamo per concludere con la parte che appunto in questo caso si affaccia sempre di più e si accosta alla città di Cagliari. In questo caso è Settimo San Pietro, al centro della scena. Li vedete avanzare, sorge a 13 km da Cagliari, conta quasi 6.000 abitanti, un nucleo abitato che sorge presumibilmente in epoca romana e il suo nome le deriva dalla posizione che occupava lungo un percorso di una delle strade romane che da Cagliari conducevano verso Porto Torres. A Settimo San Pietro la bellezza dell'abito tradizionale è sempre evidenziata perché c'è un lavoro accurato da parte di tutte le associazioni, ma c'è anche una curiosità che riguarda il paese. Il campanile più alto del Campidano è proprio quello della chiesa di San Pietro e risale al 1627. E possiamo proseguire dopo Settimo San Pietro con Quartus Sant'Elena. Vedete la formazione che fa capo alla Proloco. Una bella immagine questa che ci viene restituita sempre da un lavoro di ricerca attento e puntuale che Quartus Sant'Elena rivolge davvero alla tradizione, al mondo della cultura popolare. Questo grazioso paese posto in pianura che si sdraia a civettuolo su di un tappeto di verzura tra le acque vive del mare e quelle morte degli stagni vicini. È Enrico Costa che nel suo libro Costumi sardi parla di Quartus Sant'Elena e anche della bellezza del suo abbigliamento tradizionale. Tra l'altro Quartus Sant'Elena si prepara ad organizzare un evento in grande stile proprio dedicato all'abbigliamento e al vestiario tradizionale dell'isola. E poi abbiamo Pirri con le sue origini medievali, che faceva parte del Giudicato di Cagliari e dopo una lunghissima e travagliata storia venne integrata al Comune di Cagliari come frazione nel 1927. Nonostante la vicinanza con una grande città, l'aspetto per le tradizioni è sempre stato difeso, conservato e valorizzato, soprattutto da associazioni come quella che stasera ospitiamo e come possiamo pensare alla sua cultura, alle sue tradizioni, possiamo pensare anche alla devozione che Pirri rivolge a Santa Maria Chiara e a tutte le bellezze che manifesta anche in occasione della sua ricorrenza in cui viene onorata e festeggiata. E chiudiamo con Cagliari, con alcuni rappresentanti di questa città che indossano le diverse tipologie dell'abito tradizionale di Cagliari. Le case bianche con solchi verdi di fogliame in mezzo sono arrampicate a un colle di granito argilloso. Le vie salgono erte dal mare e calano al mare precipitose. Così scriveva Nicola Valle in racconti letterari. La città vecchia guarda all'alto tutta nera, appoggiata alle torri pisane. La città nuova striscia in basso e si sparpaglia e si ragomitola nel riverbero bianco della calce percossa dal sole. Un applauso per Cagliari. E abbiamo chiuso anche questa parte di racconto che riguarda la Sardegna meridionale. Siamo partiti dal Medio Campidano, abbiamo toccato il Sulcis Iglesiente, siamo tornati in quello che era il Campidano di Cagliari con i suoi centri grandi, importanti. Abbiamo detto, certo, sono arrivati anche i tempi moderni, però la forza delle tradizioni ha resistito e grazie alle associazioni ha avuto modo in alcuni casi proprio di essere riscoperta e rivalorizzata. Questo è sempre importante da parte di tutte le associazioni che stasera abbiamo ospitato. C'è un ballo che chiude i diversi segmenti del nostro viaggio in Sardegna, questa volta accompagnato dalle Launeddas di Fabrizio Rosas. Quindi
potete chiudervi, potete decidere come liberarvi dentro questa danza assolutamente improvvisata, ed è proprio questo lo spirito che caratterizza questa edizione di Bestiris e Prendas. Applauso.
Grazie davvero, vieni Fabrizio, vieni vicino a noi perché meriti anche tu l'applauso per aver accompagnato con questo strumento antico, millenario. Dico sempre la fragilità delle launeddas, così delicate eppure hanno avuto la forza di attraversare millenni di storia. Grazie Fabrizio. Che stasera qua sono tanti amici del Sarcidano, adesso li vedremo anche avanzare verso di noi con l'abito tradizionale, ma ci sono anche quelli che arrivano da molto più lontano, da moltissimo lontano, quindi magari per alcuni è la prima volta che questo strumento appare col suo suono e con la sua bellezza e tu lo hai ovviamente rappresentato, quindi volevamo averti al centro della scena. E a me piacerebbe avere qua un secondo anche Erika Faedda, che è assessore del comune di Isili, che viene a portare il suo saluto e lo voglio insomma ascoltare mentre siete ancora tutti presenti. Facciamo un applauso all'assessore Erika, nota rosa di questa serata. Prima abbiamo ascoltato il saluto del sindaco, tra poco del direttore artistico. Ci fa piacere al centro della serata ascoltare anche il tuo pensiero. Grazie. No, io voglio fare invece il mio ringraziamento alla folla che oggi ha accolto il nostro invito e quindi è venuta qui a questa manifestazione. E, come dico sempre, è una manifestazione che io considero anche un po' mia, perché quando ero piccola, nei primi anni in cui Bestirise Prendas si faceva qui a Isili, io partecipavo con l'abito tradizionale di Isili. E oggi ritrovarmi qua invece da amministratore è proprio un orgoglio. Quindi ringrazio ovviamente il direttore artistico Mario Corongiu, che continua a credere sempre in questa importante manifestazione. Ringrazio tutti i gruppi che sono venuti anche da lontano e che hanno partecipato. Ringrazio, è sempre ripetitivo, però ringrazio tutte le persone, le associazioni che a vario titolo hanno contribuito per la buona riuscita e mi sembra veramente che ci sia una buona riuscita oggi. E che dire, penso che questo possa essere il modo migliore per valorizzare quello che noi abbiamo. Abbiamo un sito archeologico che fa da cornice e da sfondo e che non può essere valorizzato se non in questo modo. Veramente penso che sia il modo migliore. Abbiamo la nostra tradizione, gli abiti tradizionali, i balli, la musica tradizionale e questo penso che sia il modo migliore per credere in un turismo anche delle zone interne. La Sardegna non è solo coste, è giusto che venga valorizzato anche la nostra zona interna. E poi in ultimo voglio ringraziare te, perché tu sai che la nostra è una stima e un'amicizia reciproca e tu sei il valore aggiunto per questa manifestazione. Quindi veramente grazie per essere con noi ancora oggi. Grazie. Grazie Erika Faedda, a Fabrizio. E ovviamente partiamo da voi, pian piano smontiamo questa bellissima scena, questa opera d'arte che avete messo appunto in rappresentazione per coronarla di un ballo, di una danza. Stiamo arrivando davvero alle battute finali di questo incontro e l'ho detto prima in maniera quasi sommessa, di sfuggita, il gran finale di questo evento, le maschere tradizionali della Sardegna, perché a quei viaggiatori che hanno percorso l'isola, il Lorenz è passato anche di qui ma non è stato il solo, hanno avuto modo di poter assistere anche a quei riti in rappresentazione. Stasera ne avremo uno e parliamo ovviamente dei Mamuzzones di Samugheo, quindi immaginate che cosa accadrà quando da là dietro loro irromperanno su questa scena per regalarci uno spettacolo davvero unico e magico. Ma poco prima abbiamo ovviamente la fierezza, l'orgoglio di questo territorio, il territorio circostante Isili. E ovviamente avremo anche chi rappresenta la comunità che stasera ci ha aperto le porte. Come prima e più di prima, musica e applauso.
Vediamo sullo sfondo e avanza ovviamente Scalaplano, perché Scalaplano sarà il gruppo che in questo momento viene verso di noi. C'è questo fascio di luce che ovviamente adesso lo illumina e lo mette in evidenza. Un centro che sorge tra le valli del Flumendosa e del Flumineddu. Si dice che anticamente il paese sorgesse nella località di Isarrantas e prendeva il nome di Escalleoru, derivante da una scala d'oro appartenuta ad una nobile famiglia ritrovata nell'antico sito. E in seguito poi il paese sarebbe stato trasferito in cima alla salita di accesso a Supranu a 338 metri di altitudine, e da qui l'origine della denominazione Escalaplano appunto. Questa formazione ha lavorato tanto, studio, ricerca, è arrivato al disegno delle forme del costume attuale che sfoggia durante le tante manifestazioni alle quali partecipa sin da quando il gruppo folk è stato costituito. Potete venire verso di noi, amici di Escalaplano, così abbiamo il piacere anche di vedere questa sorta di rappresentazione che avete voluto allestire, che ci riporta anche dentro il raccolto della vostra esperienza, che è quella di una comunità e di una storia. Escalaplano. Situato alle pendici dell'altopiano basaltico di Pranemuru, nel Sarcidano, sorge Orroli. Le profonde e spettacolari gole in cui scorreva il Flumendosa sono in gran parte sommerse dall'omonimo lago artificiale, mentre da un'altra parte del territorio diverse porzioni di superfici pianeggianti sono ricoperte dall'invaso artificiale del lago Mulargia. Entrambi i laghi sono stati ricavati alla fine degli anni 50 e, insieme alle straordinarie emergenze archeologiche di un passato lontano, costituiscono fonte di attrazione turistica, come le necropoli e il nuraghe Arrubiu, chiamato anche Gigante Rosso, una delle più importanti testimonianze della preistoria sarda e unico esempio di nuraghe pentalobato risalente al XIV secolo avanti Cristo. Un applauso per Orroli. Storia, cultura, tradizioni. Una piccola sosta ancora per uno sguardo da catturare, e già ai piedi del nuraghe si vede avanzare un'altra coppia illuminata dal fascio di luce che prende il posto finora occupato da Orroli. E parliamo di Esterzili, un museo archeologico a cielo aperto. Dalla vetta di Monte Santa Vittoria, il punto più alto del territorio di Esterzili, i paesi di notte sembrano tante piccole luci colorate che trapassano il buio delle tenebre. Di giorno invece, nelle giornate di cielo terso, l'Ogliastra e il Campidano sembrano così vicini da poterli toccare. Viene presentato così Esterzili, centro dalla Barbagia di Seulo, da Ivan Murgana. Spero di aver detto bene il cognome con gli accenti giusti. E vedete insomma Esterzili al centro, un paese che ha saputo molto conservare le sue tradizioni, che spesso visitiamo in occasione delle sue feste, e possiamo godere anche in queste occasioni della grande ospitalità di cui questo paese è capace. Un applauso per Esterzili. E avanza Laconi, la piccola Assisi dei Sardi. Così è stato ribattezzato questo centro del Sarcidano in provincia di Oristano. Il nome deriverebbe da Lacana al confine, poiché segna il punto di passaggio tra il Nuorese e il Campidano. Da visitare il parco meraviglioso col suo castello medievale, e poi la festa di fede e devozione in onore di Sant'Ignazio, che si celebra tra poco ad agosto. Vi invitiamo a raggiungerci numerosi, perché quest'anno c'è un motivo in più, e cioè il ritorno delle spoglie del santo,
e quindi sarà un'occasione davvero per rendere omaggio a colui che è stato definito il santo della semplicità, grazie al carisma di Sant'Ignazio, che ha favorito anche lo sviluppo del turismo religioso. Si dice che a Laconi Eleonora d'Arborea trascorresse lunghi periodi di villeggiatura nel suo castello. Grazie ovviamente anche a Laconi, e ovviamente vediamo già inquadrato in questo momento un altro centro che da poco, grazie a un lavoro del comune della Proloco, ha rimesso insieme le parti dell'abbigliamento tradizionale. Parliamo di Genoni, che ha recuperato davvero con questo interessante lavoro di ricerca il vestiario tradizionale. Come giustamente sottolinea la ricerca che accompagna la ricostruzione dell'abito di Genoni, in tutti i paesi le materie prime utilizzate per il confezionamento del vestiario venivano ricavate da ciò che la natura offriva e che si producevano e trasformavano in casa, come l'orbace e il lino. Ed è preziosa una testimonianza descritta dall'Angius Casalis, che diceva: le donne di Genoni attendono alla tessitura e i telai sono 220, tutti nella solita semplicità sardesca, eccetto un solo così formato come sono nei paesi dove quest'arte sia conosciuta e sappiasi alle cose antiche sostituire le migliori. Grazie a Genoni. I genonesi, gente laboriosa, religiosa e generalmente buona, sempre il Casalis, così li descrive. Ed è la volta di Nuragus, centro del Sarcidano, molto dedito alle tradizioni. Recentemente la festa ha avuto modo proprio di sfoggiare la bellezza degli abiti tradizionali nelle sue tante località che sono giunte a Nuragus per essere ammirate. Il Pozzo Sacro Nuragico di Coni, l'antica provincia romana di Valenza, il nuraghe di Santu Millanu, da visitare le chiese di Santa Maria Maddalena e Sant'Elia. E anche qui ovviamente si parla di un territorio ricco davvero di risorse archeologiche. Grazie a Nuragus. Ed è inquadrato in questo momento Nurallao. Fino agli anni 50 Nuradda era rinomata per la produzione di calce, tegole e broccas, prodotti esportati in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, e ci sono diversi siti che propongono i luoghi di queste lavorazioni. E poi sulla strada per Isili si trova la chiesa campestre della Madonna della Strada, e poi San Pietro, e poi tante occasioni per visitare da vicino Nurallao. Permettetemi in questa occasione di ricordare una figura che è nata a Nurallao, alla quale io personalmente devo tanto, ma credo che dobbiamo tutti noi, che se abbiamo modo ancora oggi di valorizzare la cultura popolare, i costumi, i canti della Sardegna, è anche grazie a Gianni Medda, che è nato a Nurallao e che ha inventato Sardegna Canta e tutte le storie che sono da lì venute a questa parte. Quindi grazie a Nurallao. E poi è la volta di Gesturi. Fra Nicola nasce a Gesturi il 4 agosto del 1882. Il 3 ottobre del 1999 Giovanni Paolo II lo proclama beato in piazza San Pietro. È uno dei 12 comuni compresi nell'omonima Giara ed è situato al confine tra la Bassa Marmilla e il Sarcidano. Gesturi si presenta come porta d'ingresso per la Giara, e grazie ovviamente ai suoi abitanti e a chi questa sera li rappresenta. Gesturi. Il fascio di luce in questo momento illumina una coppia che rappresenta la comunità di Serri. Siamo sempre nel Sarcidano e la denominazione originale era Biora e consisteva in un piccolo centro romano situato ad est della vallata di Serri, nelle campagne di Sumoguru.
Diora era al centro di un territorio che contemplava diverse località. Ovviamente parliamo del santuario nuragico di Santa Vittoria, di tutto quel che concerne, ma in questo momento ci fa piacere anche apprezzare il fatto che il sindaco di Serri indossi l'abito della sua comunità e la voglia in questa occasione rappresentare insieme alla signora che accompagna. Quindi un applauso a Serri. Samuele Gaviano, grazie. E chiudiamo questo lungo viaggio, decine di paesi, centinaia di amici che hanno indossato l'abito tradizionale e ovviamente non potevamo non avere la comunità che ci ospita e che ci rappresenta. E Isili, centro del Sarcidano, che conta 3.500 abitanti. Chiederei a Christian di spegnere la musica perché vorrei che fosse il suono che percuote il rame a sottolineare, ad evidenziare ovviamente il passaggio di questa comunità, perché l'arte del rame e la tessitura sono ad Isili le due forme di artigianato più importanti e più profondamente radicate nel tessuto sociale e storico di questa comunità. Negli anni 50 erano ben 250 i telai in attività e anche gli intagliatori del legno e gli orafi hanno prodotto economia ed esercitano ancora oggi nel presente con creatività e laboriosità. 35 i nuraghi censiti nel territorio di Isili, ovviamente Isparas è il simbolo che stasera fa da cornice alla nostra manifestazione, ma potete vedere come motivo d'attrazione e di ammirazione possano essere anche gli abiti tradizionali indossati nelle sue diverse forme e tipologie, a documentare che Isili davvero è un centro che conserva, che valorizza e che si racconta. Grazie Isili anche per questa bella serata che ci avete regalato. E io farei un applauso a tutti quelli che questa sera davvero ci hanno regalato un momento della loro storia, un passaggio di identità. Paolo Ghiani in questo momento sta trapuntando il suono proprio prodotto da questo sfregamento e vedete appunto la bellezza, insomma, di quell'angolo che ovviamente ci riporta dentro la storia di Isili. E facciamo una cosa, che sia lui insieme agli altri artisti ad accompagnare questo ballo finale che riunisce il Sarcidano, perché ci sono questi musicisti che adesso andranno a caratterizzarlo. Facciamo un applauso e assistiamo a questa danza.
io le so sa ballare, 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 gusto ballo cadenzato, gusto ballo cadenzato, gusto ballo cadenzato. Vai! Grazie davvero, grazie di cuore. Io vorrei vicino a me a questo punto il direttore artistico della manifestazione, Mario Corongi, un applauso bello. Vieni Mario. Tante edizioni, Associazione Culturale Gitaneris, in capo all'organizzazione, ovviamente il comune ha messo il cappello su tutto, però poi il braccio operativo siete stati voi. Uso voi perché immagino che dietro a una figura che avanza, che mette insieme le cose, ce ne siano tante altre che ovviamente danno forza ai muscoli. Sì, dietro una manifestazione di questo genere è chiaro che ci sono tantissime persone che hanno collaborato, che continuano a collaborare e che domani e dopodomani via dicendo continueranno a lavorare ancora. Però sono stati fatti tanti ringraziamenti a Giuliano, all'amministrazione comunale, io ci metterei anche qualche sponsor tipo la Fondazione di Sardegna, ma la stessa regione, la provincia del Sud Sardegna. Volevo dire però, il grazie più importante va a questi signori, a tutti i costumi che sono venuti da tutta la Sardegna, direi come sempre, semplicemente per amicizia. Grazie davvero, è per loro che deve essere il vostro applauso, è solo grazie a loro che riusciamo a fare questa manifestazione. Grazie davvero a tutti. Grazie Mario, siamo alle battute finali davvero, adesso c'è il gran finale e poi ovviamente vorrei salutare insieme al sindaco e di nuovo con te a fianco perché sarà proprio il momento dove insomma qualcosa di fantastico succederà. Intanto grazie a tutti, facciamo questa uscita ordinata così come abbiamo fatto con i precedenti. In questo caso ho sentito quegli applausi che oltre per l'ammirazione degli abiti erano rivolti proprio alle persone che le indossavano, perché c'erano i vostri parenti, i vostri amici, i vostri affetti che ovviamente sono qua intorno, che hanno voluto sottolineare ovviamente anche quel grado di complicità insomma, che anima le vostre vite. L'ho annunciato più volte questo momento, perché? Perché Vestiris e Prendas, è vero, mette insieme l'abbigliamento, le parti del vestiario e i gioielli che vanno a caratterizzarlo, ad adornarlo, con la sua simbologia, con le tante storie che avrebbero da raccontare se anche i gioielli avessero una voce. Però è Vestiris e Prendas e oltre. Quei puntini di sospensione stanno a significare che qualcosa sta ancora per accadere. I carnevali di Sardegna, i Mamuzzones de Samugheo sono il simbolo di una comunità. E allora facciamo così, andiamo a guardare insieme, ad assistere, a vivere
di questo spettacolo che loro adesso rappresenteranno per noi. Mamuzzones Antigos de Samugheo. Il carnevale in Sardegna
ha tanti volti, c'è un carnevale per ogni luogo abitato dell'isola. E Samugheo, state con me sul palco ragazzi, state con me. E Samugheo ovviamente ci offre una delle parti più belle di questo racconto, lo fa da sempre, lo fa con questi volti, con ciò che in qualche modo li nasconde ma li manifesta nel contempo. Una storia antica tutta da valorizzare, ogni volta che loro appaiono in scena è davvero una comunità che si racconta col suo passato lontano ma con la sua bellezza di sempre. Un applauso a Sos Mamuzzone Santigos di Samugheo, grazie davvero. State con me, state con me. Allora state con me ragazzi ancora, perché ho bisogno di avere sul palco il sindaco col quale ovviamente diamo i saluti finali, così come mi piacerebbe riavere anche Mario qui proprio per questa fotografia, chiamiamola così. Abbiamo speso parole di ringraziamento, permettetemi di farlo anche nei confronti di chi ci ha dato luci e suoni. Hanno lavorato non tra poche difficoltà, perché questo è uno spazio anche grande e particolare da allestire e da coprire con competenza. Lo hanno fatto gli amici che arrivano da Nuoro con Cristian Porco, tutto il suo staff di professionalità. Voglio salutare ovviamente gli amici di Sardegna Live che ci hanno permesso di trasferire queste immagini in diretta, e ovviamente abbiamo salutato quelli che sono venuti qua e sono tantissimi, ma salutiamo anche voi che state dall'altra parte dello schermo e siete tantissimi, ve lo assicuro. Anzi, vi facciamo un applauso da qua. Grazie davvero per aver seguito il nostro incontro fino a questo punto. Luca, una battuta nel finale ci vuole. Penso che questa immagine ti abbia restituito una bella emozione. Assolutamente. Cosa ti devo dire, Giuliano? Bellissima serata, bellissimo evento. Siamo ripartiti, ho parlato prima di ripartenza, e siamo partiti dalle nostre tradizioni, dai nostri costumi, i nostri costumi che sono in grado anche di richiamare la storia di un popolo, quello sardo, perché oggi c'era ogni angolo di Sardegna, quindi grazie. E poi permettetemi di spendere anche due parole su questo luogo. Questo è il nostro monumento principale, il monumento più importante di Isili. Qui c'è il nostro passato, c'è la nostra storia, ci sono le radici della nostra comunità, e oggi penso che le abbiamo valorizzate. Quindi grazie a te Giuliano, grazie a tutti, grazie veramente di cuore a chi ha collaborato e ha dato una mano per l'organizzazione di questa manifestazione. Grazie a tutti. Allora, gli amici di Samugheo volevano dare un appuntamento, me lo ricordate, il 30 luglio tutti a Samugheo, perché c'è un evento dove ancora una volta nel confronto internazionale ci saranno ospiti che arrivano da lontano e sarà bellissimo insomma incontrarsi e vivere di quell'esperienza. 30 luglio. Mario, l'arrivederci alla prossima edizione. Io credo che sia doveroso dopo questa bellissima serata dirvi semplicemente una cosa: ci vediamo l'anno prossimo. Allora grazie davvero, grazie di cuore a tutti, è stato bellissimo. E viva la Sardegna, e viva Isili, e viva noi. Buonanotte. Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia.
terra in cumpanzia.